Telefonata, pronto? Pronto, mi sente? Ok, adesso la sento. Buongiorno, buongiorno alla signora Destro. Buongiorno. Lei non si è preoccupata, né lei né il signor Gava, di tutti quelli che l'hanno votata nel Veneto? Non solo lei non ha tradito Berlusconi, lei ha tradito tutti i suoi elettori. Non si è chiesta perché non è stata rieletta a Padova? E se vi c'erano veramente le preferenze, lei non sarebbe mai andata in Parlamento? E questo è quello che... Questi sono ragionamenti, mi domando lei come poi faccia a cosa vuol sapere. fare No, non può, però posso dire, non ci sono le preferenze vere, quindi non si può dire se l'avrebbero eletta o meno. Sì, cosa vuol fare da grande poi? Cosa intende fare? Perché anche lei adesso non gli ha risposto quello che vuol fare. Vuol andare con Fini, con Casini, che sia comodo. Io andrei a casa a posto suo. Io onestamente andrei a casa. Toglierei il disturbo agli italiani e ai veneti in particolare. Grazie signora De. Guardi, non rispondo alle sue provocazioni perché francamente lei non può sapere, credo che non conosca l'attività svolta in questi 3 anni in Parlamento. Insomma, sono delle considerazioni direi molto imbarazzanti perché l'attività che noi abbiamo fatto... Vorrei precisare che l'ho fatto vedere apposta che nemmeno Giancarlo Galan, che è ministro ed è quindi autorevolmente nel PDL in quanto ministro e in quanto veneto, dice Giustina Destro e Gava non si possono cacciare così al PDL, quindi non sono tutti d'accordo con lei che telefona, non mi sembrano questi toni per telefonare, giusto per un minimo di... E credo che invece proprio perché gli italiani e i veneti si aspettavano cose molto più concrete, soprattutto nell'ultimo anno dell'attività del governo Berlusconi, credo che questo mio gesto e questa mia preoccupazione non sia un voto contro il Berlusconi e contro il governo, ma un invito a procedere in maniera concreta nell'attività del governo. Telefonate, buongiorno. Buongiorno Fioravanza, lei è il suo ospite, un abbraccio alla dottoressa Destro che ho molta stima della sua persona. Allora voglio chiedere alla dottoressa Destro, noi parliamo dei parlamentari, parliamo dei politici di Roma, parliamo anche dei politici della regione, dei locali. Diciamo che purtroppo siamo molto ricchi di comuni, di province e dobbiamo fare grossi tagli per risanare questa economia. È d'accordo anche lei? Un abbraccio Mandi e grazie. Arrivederci. Sono d'accordo perché dobbiamo oggi ridimensionare un po' tutti i costi della politica e dell'amministrazione e dobbiamo, proprio facendo questo, dobbiamo dimostrare che abbiamo a cuore quello che deve essere delle scelte anche dolorose e impegnative, perché questo certamente dobbiamo renderci conto. Qual è una scelta dolorosa e indispensabile? Dolorosa e indispensabile è cominciare a tagliare le cose superflue, a vendere un po' di patrimonio dello Stato, che credo che sia necessario per evitare ulteriori tasse ai cittadini, alle imprese e soprattutto fare molte più economie che non si stanno facendo.